Ben ritrovati dalla redazione di TG7 Nord-Est. In apertura parliamo... Un incontro che aveva dell'eccezionale, ma in realtà non era nemmeno la prima volta che i cavatori veneti incontravano le associazioni ambientaliste. Stavolta però hanno scritto un accordo nero su bianco. Cavatori e ambientalisti allo stesso tavolo. Quel che sembrava potesse non accadere mai è successo a Vicenza. L'Albo dei Cavatori e Legambiente Veneto si sono incontrati per firmare un accordo di programma. Il punto di incontro è la comune richiesta di ottenere una nuova legge regionale che regolamenti la materia. L'ultima ha ormai 25 anni e li porta male. E un piano regionale delle attività estrattive che in realtà in Veneto non è mai esistito. Usciamo da un altro accordo che abbiamo fatto con WWF Veneto, per cui per l'Albo dei Cavatori il tentativo di fare accordi con associazioni ambientalistiche non è di fatto nuovo. Ecco, realisticamente a che cosa si può approdare? Noi ci contiamo di arrivare a qualche norma sulla quale siamo d'accordo e che possiamo proporre agli uffici competenti, quindi in questo momento alla Regione Veneto, per farla sua e andare a innovare quella che è la normativa in materia di attività estrattiva. Ecco, manca ancora un piano di riferimento regionale? Purtroppo sì, ed è questo che vogliamo dire a parole e a voce molto forte, anche mettendoci insieme e quindi con Legambiente e agli organi competenti. È importante che chi si guardava in cagnesco fino a poco tempo fa cominci a parlare, a discutere, a confrontarsi. L'obiettivo di questo accordo con l'Albo dei Cavatori è proprio questo: mettersi intorno a un tavolo e capire le ragioni l'uno dell'altro, tenendo presente che c'è uno sfondo su cui dobbiamo fare i conti. Il limite che ci sta ponendo il territorio. Il territorio non è una risorsa rinnovabile. Ecco il punto d'incontro e io spero proprio che ci sia. D'ora in avanti Legambiente e Cavatori si incontreranno ogni mese ad un tavolo paritetico al quale si affronteranno i problemi, cercando di arrivare ad una soluzione condivisa. Non su tutto sarà possibile ovviamente trovare un accordo, ma ci sono aspetti che interessano entrambi, come la possibilità di riutilizzare materiali di scarto o di recupero o nuovi modi di recuperare il territorio, magari quando una cava viene dismessa. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio di essere rimasti con noi, vi do appuntamento all'edizione delle 19 con le altre notizie del giorno. Ancora a tutti buon pomeriggio, arrivederci. Ritrovati con TGR. L'incontro aveva dell'eccezionale, ma in realtà non è la prima volta che i cavatori veneti si incontrano con le associazioni ambientaliste. Stavolta però hanno scritto un accordo ponendolo nero su bianco. Cavatori e ambientalisti allo stesso tavolo. Quel che sembrava potesse non accadere mai è successo a Vicenza. L'Albo dei Cavatori e Legambiente Veneto si sono incontrati per firmare un accordo di programma. Il punto di incontro è la comune richiesta di ottenere una nuova legge regionale che regolamenti la materia. L'ultima ha ormai 25 anni e li porta male. E un piano regionale delle attività estrattive che in realtà in Veneto non è mai esistito. Usciamo da un altro accordo che abbiamo fatto con WWF Veneto, per cui per l'Albo dei Cavatori il tentativo di fare accordi con associazioni ambientalistiche non è di fatto nuovo. Ecco, realisticamente a che cosa si può approdare? Noi ci contiamo di arrivare a qualche norma sulla quale siamo d'accordo e che possiamo proporre agli uffici competenti, quindi in questo momento alla Regione Veneto, per farla sua e andare a innovare quella che è la normativa in materia di attività estrattiva. Ecco, manca ancora un piano di riferimento regionale? Purtroppo sì, ed è questo che vogliamo dire a parole e a voce molto forte, anche mettendoci insieme e quindi con Legambiente e agli organi competenti. È importante che chi si guardava in cagnesco fino a poco tempo fa cominci a parlare, a discutere, a confrontarsi. L'obiettivo di questo accordo con l'Albo dei Cavatori è proprio questo: mettersi intorno a un tavolo e capire le ragioni l'uno dell'altro, tenendo presente che c'è uno sfondo su cui dobbiamo fare i conti. Il limite che ci sta ponendo il territorio. Il territorio non è una risorsa rinnovabile. Ecco il punto d'incontro e io spero proprio che ci sia.
D'ora in avanti Legambiente e Cavatori si incontreranno ogni mese ad un tavolo paritetico al quale si affronteranno i problemi, cercando di arrivare ad una soluzione condivisa. Non su tutto sarà possibile ovviamente trovare un accordo, ma ci sono aspetti che interessano entrambi, come la possibilità di riutilizzare materiali di scarto o di recupero o nuovi modi di recuperare il territorio, magari quando una cava viene dismessa. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, appuntamento alle prossime edizioni di TGR, arrivederci. Buonasera dalla redazione di TG7 Nord-Est. L'incontro aveva dell'eccezionale, ma in realtà non è la prima volta che i cavatori veneti incontrano le associazioni ambientaliste. Stavolta però hanno scritto un accordo, nero su bianco. Cavatori e ambientalisti allo stesso tavolo. Quel che sembrava potesse non accadere mai è successo a Vicenza. L'Albo dei Cavatori e Legambiente Veneto si sono incontrati per firmare un accordo di programma. Il punto di incontro è la comune richiesta di ottenere una nuova legge regionale che regolamenti la materia. L'ultima ha ormai 25 anni e li porta male. E un piano regionale delle attività estrattive che in realtà in Veneto non è mai esistito. Usciamo da un altro accordo che abbiamo fatto con WWF Veneto, per cui per l'Albo dei Cavatori il tentativo di fare accordi con associazioni ambientalistiche non è di fatto nuovo. Ecco, realisticamente a che cosa si può approdare? Noi ci contiamo di arrivare a qualche norma sulla quale siamo d'accordo e che possiamo proporre agli uffici competenti, quindi in questo momento alla Regione Veneto, per farla sua e andare a innovare quella che è la normativa in materia di attività estrattiva. Ecco, manca ancora un piano di riferimento regionale. Purtroppo sì, ed è questo che vogliamo dire a parole e a voce molto, molto forte, anche mettendoci insieme e quindi con Legambiente e agli organi competenti. È importante che chi si guardava in cagnesco fino a poco tempo fa cominci a parlare, a discutere, a confrontarsi. L'obiettivo di questo accordo con l'Albo dei Cavatori è proprio questo, mettersi intorno a un tavolo e capire le ragioni l'uno dell'altro, tenendo presente che c'è uno sfondo su cui dobbiamo fare i conti. Il limite che ci sta ponendo il territorio. Il territorio non è una risorsa rinnovabile. Ecco il punto d'incontro e io spero proprio che ci sia. D'ora in avanti Legambiente e Cavatori si incontreranno ogni mese ad un tavolo paritetico al quale si affronteranno i problemi, cercando di arrivare ad una soluzione condivisa. Non su tutto sarà possibile ovviamente trovare un accordo, ma ci sono aspetti che interessano entrambi, come la possibilità di riutilizzare materiali di scarto o di recupero o nuovi modi di recuperare il territorio, magari quando una cava viene dismessa. A questo punto vi ricordo gli altri appuntamenti dell'informazione: 22:50 edizione nazionale, intorno poco dopo la mezzanotte nuova edizione di TG7 Nord-Est. Non mi resta quindi che salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di serata. Grazie, arrivederci.